sia salvato per mezzo di lui. 75 e 76 e la storia narra che Venezia era flagellata dal morbo della peste, che i rimedi umani non riuscivano a venirne a capo. In tale situazione il popolo cristiano, che sempre partecipa di un soprannaturale senso della fede, invocò la protezione dell'unico che poteva salvarlo. Anche il Senato della Repubblica decise di affidarsi alla misericordia di Dio, con promessa solenne di edificare una chiesa al Redentore. Così il doge Sebastiano Venier avviò l'opera che sciolse il voto solenne deliberato nel settembre del 76 dal Senato, che impegnava la Repubblica a costruire il Tempio dedicato al Redentore e il popolo veneziano a recarsi annualmente in pellegrinaggio innanzi al Sacro Volto. Alla fine della pestilenza i morti raggiungevano un numero impressionante. Un veneziano su 3 erano morti per il contagio. La prima pietra del Tempio venne posta nel maggio del 77, la costruzione terminò nel 1592. Da subito Venezia solennizzò la festa della terza domenica di luglio. In questa festa ogni anno la storia della città si fa evento e coinvolge non solo i veneziani, ma anche i numerosissimi turisti che si recano in pellegrinaggio alla Giudecca attraverso il ponte di barche costruito appositamente. È un appuntamento in cui la storia di Venezia rivive e in cui la religiosità popolare si esprime, bisognosa come ogni movimento di popolo di discernimento, di purificazione e di sostegno. Un momento in cui tutti siamo chiamati e coinvolti. Per i veneziani del XVI secolo essersi riferiti al solo in grado di aiutarli quando ogni altra risposta risultava insufficiente ha un significato che appartiene all'uomo di ogni tempo e che è intrinsecamente segnato da fragilità, da debolezze, da limiti creaturali a cui si aggiungono quelli che provengono dalla situazione di peccato personale e comunitario. Certamente quello che poteva essere considerato un ostacolo insormontabile nel passato, oppure lo è ancora, in una determinata circostanza, può non esserlo più oggi o in altre circostanze. Secondo l'immagine biblica, però, l'uomo rimane un vaso di creta che può sbrecciarsi o frantumarsi in 1000 pezzi. Oggi noi, che assistiamo quasi increduli ai progressi della tecnoscienza, portiamo in noi, nonostante i risultati conseguiti, le nostre tante fragilità, le paure, le domande che non di rado rimangono prive di risposte, anche se il nostro problema oggi non è più il contagio della peste. Attualmente per noi costituisce rilevante disagio una società che non riesce più a garantirci un futuro e si qualifica sempre meno coi caratteri della fiducia e della progettualità condivise e sempre più come incerto un futuro che viene meno proprio quando ci interroghiamo su di esso. Quindi il nostro timore riguarda il non aver futuro, ma non aver futuro significa veder precipitare nel non senso anche il nostro presente, che smarrisce la sua capacità di interessarci alla vita, al bene comune,
all'educazione delle nuove generazioni, nei confronti delle quali siamo chiamati a trasmettere i valori che hanno dato forma alla nostra città, alla sua storia, alla nostra convivenza civile. Mentre la peste portava lo sfacelo dei corpi, la mancanza di futuro, il senso diffuso della precarietà, dell'incertezza, dell'impotenza, la convinzione che nulla più sia governabile a livello economico, sociale, afferra la vita, soprattutto dei giovani, che si sentono buttati nell'esistenza, non più capaci di solcarla, procedendo verso una meta, ma sentendosi sbattuti qua e là dalle onde dell'incertezza, il mal del vivere. Ora il cristiano è plasmato dalla fede, che chiama in causa tutto l'uomo. La fede si interessa di tutto ciò che appartiene all'uomo. L'annuncio cristiano così riguarda la retta ragione, la legge naturale, ma nello stesso tempo non si riduce solamente a ciò, essendo appunto annuncio di Gesù Cristo e su di Lui. Secondo tale linea la fede non si pone accanto all'umano, giustapponendosi ad esso, ma piuttosto intercetta l'umano e lo porta a compimento, incominciando col sanarlo. Noi abbiamo dimenticato che esiste il peccato originale, però poi diciamo che i nostri giovani sono fragili e che non ce la fanno. Anche l'umano entra a pieno titolo nella salvezza. La fede non si limita così a considerare l'apice superiore dell'uomo, disattendendo ciò che viene prima di esso. Quindi la nostra esistenza di ogni giorno caratterizza la vita eterna, il nostro destino ultimo. Consideriamo per esempio che l'atto di fede non può essere posto se non da una persona che sia libera, conscia, consapevole, padrona di sé, e che Dio il dono della fede lo dà a tutti. È comodo dire che a me non l'ha dato. In termini teologici la grazia suppone la natura, la perfezione, la porta a compimento. La grazia ci rende pienamente uomini, non omuncoli di sacrestia, uomini di fede. La dottrina sociale della Chiesa in tal modo è parte integrante dell'annuncio di fede cristiana ed è a servizio di ogni uomo e di tutto l'uomo. Non si può infatti pensare che un figlio di Dio da solo, con le sole sue forze, possa far sua tale peculiare condizione che porta a compimento la sua stessa struttura creaturale. Nell'enciclica Sollecitudo Rei Socialis, Giovanni Paolo II puntualizza l'esistenza, la natura e il senso della dottrina sociale della Chiesa. E questa enciclica fa chiarezza, finalmente. Con tale enciclica si costituisce un punto di partenza autorevole per ulteriori successive riflessioni. L'enciclica scritta nel 1987 insegna che la dottrina sociale cattolica non può essere considerata o avvicinata a una terza via tra capitalismo liberista e collettivismo marxista, oppure con una risposta in opposizione, seppur non radicale, rispetto alle due vie precedenti. La dottrina sociale della Chiesa costituisce una categoria a sé. Non è quindi da inserire tra le ideologie, è piuttosto l'esito dell'accurata formulazione dei risultati e di una riflessione sulle complesse realtà dell'esistenza umana, sia nella società civile, sia nel contesto internazionale, nella prospettiva ovviamente della fede e della tradizione ecclesiale. Giovanni Paolo II
lo spiega, scopo principale della dottrina sociale della Chiesa è di interpretare tali realtà, esaminandole la conformità o difformità con le linee dell'insegnamento del Vangelo sull'uomo e sulla sua vocazione terrena e insieme trascendente, per orientare quindi il comportamento cristiano. Appartiene perciò non al campo dell'ideologia, ma della teologia e della teologia morale. L'insegnamento e la diffusione della dottrina sociale fanno parte della missione evangelizzatrice della Chiesa. La dottrina sociale della Chiesa, attraverso la ragione e la rivelazione, è in grado di mettere a fuoco, e oggi, in questo tempo di crisi più che mai, le tematiche della città, della civis, della polis, della politica, vale a dire del vivere sociale, considerando l'uomo secondo la totalità delle sue dimensioni, spirito, anima e corpo, e non solo secondo la dimensione economica del vivere, il cosiddetto homo economicus, che fino a un recente passato l'ha fatto da padrone e ne stiamo pagando le conseguenze. La dottrina sociale della Chiesa, che come detto fa parte della teologia morale, è annuncio di Cristo alla città. Entra così in contatto con tutti gli uomini. Ora, per riuscire in ciò, deve proporsi a tutti gli uomini che incontra senza bisogno di porre tra parentesi gli elementi di fede per servirsi solo di quelli di ragione. Per ciò che riguarda il suo compito o funzione pubblica, la dottrina sociale della Chiesa lo assolve facendosi spazio di confronto e dialogo tra ragione e fede nella comunità dei credenti e nella società civile, e tra la comunità dei credenti e la società civile. E questa funzione la svolge ancora nel rapporto tra comunità credente e società civile, soprattutto per quanto riguarda la proposta culturale o di scelte politiche, il bene comune. La festa del Redentore è occasione per ribadire allora il ruolo della dottrina sociale della Chiesa, in quanto oggi più che mai si attraversa una crisi finanziaria ed economica imponente. Tutti siamo chiamati a fare in modo che tali crisi non deteriorino ulteriormente il tessuto della società. Dio non voglia che dalla crisi economica e finanziaria si passi alla crisi sociale. Dobbiamo far nostra la saggezza antropologica, culturale, sociale e prima ancora del vivere che ispira l'insegnamento della dottrina sociale della Chiesa, che non offre una ricetta applicativa o indicazioni pratiche da porre in essere a partire dalle necessità del momento presente, ma piuttosto mira a fornire un orizzonte di senso, di sapienza per quanto riguarda la vita comune. Attraverso i principi della dottrina sociale noi possiamo fare molto, molto per la nostra città e per la nostra gente. Questo avviene riscoprendo ed educando i giovani a valori che con troppa disinvoltura da una società opulenta e molte volte che admira solo il divertimento, sono stati messi da parte nel vivere sociale, e invece sono principi che costituiscono vere e proprie linee di riforma, che dicono quanto sia doveroso l'impegno educativo per la comunità ecclesiale, ma anche per quella civile. C'è una figura di un veneto che studiò a Venezia
Chiesa ha annoverato recentemente tra i beati, un grande economista dell'inizio del XX secolo. Egli ha saputo esprimere la vera laicità in un progetto culturale compiuto a servizio dell'uomo. Giuseppe Toniolo affermava il primato della persona, l'attenzione al bene comune attraverso i principi della solidarietà, della sussidiarietà. Sosteneva con forza l'intrinseco legame fra etica ed economia. E tale legame, diceva, affonda le sue radici nel Vangelo. E nell'attuale crisi questo insegnamento oggi ci mostra tutto il suo valore. Come la morale cristiana non è costituita solo sull'etica naturale, anche se non può farne a meno, allo stesso modo il cristianesimo non è solamente etica, ma annuncio di Cristo. E il Vangelo ci propone una visione di uomo, dei rapporti umani precisi, un fine e dei mezzi. Non è quindi possibile separare l'etica sociale dalla legge morale naturale e la fede cristiana. Proprio da tale connessione si spiega come Toniolo, a partire dalla fede, abbia pensato un'economia, una politica, una società civile a servizio delle quali si è speso anche in solitudine per tutta la vita nell'ottica del bene comune. La figura di questo Veneto beato, legato alla nostra città di Venezia, risulta oggi particolarmente attuale. Non sfugge infatti quanto il suo pensiero sociale sia una risposta valida nei confronti dell'attuale periodo di crisi. E proprio tale situazione di crisi chiede di ripensare oggi tanti dogmi del mondo finanziario, economico, del mercato del lavoro, ad esempio quello del puro profitto, per aprirsi a un profitto di tipo sociale, più in generale ripensare welfare che sempre più si misuri sulle nuove problematiche della globalizzazione che ci interesseranno sempre di più nella vita quotidiana. L'anno della fede che si aprirà a ottobre ci richiama a quanto diceva Giovanni Paolo II: una fede che non diventa cultura è una fede non pienamente accolta, non interamente pensata, non fedelmente vissuta. Il Toniolo quindi ha saputo tradurre la visione di fede in scelte antropologiche, umane, socio-economiche, conseguenti alla sua fede, poiché la vera fede non dimentica le conseguenze sociali del vivere. Avevo fame, mi hai dato da mangiare. Col Toniolo ci troviamo di fronte a un alto pensiero, una coerenza di vita, un fedele laico cristiano, veneto, tra i più significativi della fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. In realtà, il Toniolo ha lasciato solamente che il Vangelo diventasse criterio della coscienza morale, nell'economia, nella politica. E in lui troviamo il pensiero sociale cristiano, cioè il Vangelo come riferimento etico imprescindibile. Questa è la grande lezione che lascia il nostro tempo chiamato a compiere scelte coraggiose. Con lui ci viene indicata anche oggi una strada che va percorsa senza timori. Guai ad avere paura. La paura non ha mai aiutato nessuno. Si tratta di rispondere alle questioni che la modernità ha posto e che con la contemporaneità porrà sempre più negli anni a venire. Benedetto XVI parla di un giusto ordine della società e dello Stato come compito centrale della politica. Uno Stato che non fosse retto
secondo giustizia si ridurrebbe a una banda di ladri. La giustizia è lo scopo e quindi anche la misura della politica. Ora, se l'affermazione di Benedetto XVI è formulata a proposito della politica, noi la possiamo confrontare col pensiero economico, sociale del Tognolo e vi vediamo una grande somiglianza, il rapporto stretto tra etica ed economia, il rapporto stretto tra giustizia e politica, dice Benedetto XVI. Il messaggio di questa festa del Redentore, che voglio lasciare alla vostra riflessione di credenti e di uomini di buona volontà, riscoprire i temi che la dottrina sociale individua nella persona, nel bene comune, nella solidarietà, nella sussidiarietà, nella destinazione universale del bene. Temi che permettono di affrontare con prospettiva nuova, in un orizzonte di senso nuovo, la difficile situazione che lavoratori, famiglie e società stanno vivendo ormai da troppo tempo. E così guardare tanto a questi principi come anche agli uomini, alludo al Beato Tognolo, che hanno saputo rendere concreti e vivi in contesti non più facili del nostro quei principi. Hanno avuto la lungimiranza di una prospettiva che nasceva dalla fede e traduceva la fede in scelte, laicamente parlando, evangeliche. Sia lodato Gesù Cristo. Preghiera per la città di Venezia e per tutti i suoi abitanti. O Padre ricco in misericordia, che sul volto sfigurato e glorioso del tuo Figlio crocifisso e risorto hai rivelato la dignità di ogni uomo, manda il tuo Spirito Consolatore su questa nostra amata città di Venezia. Come i nostri padri, noi, tuoi figli, siamo convenuti a festa in questa struggente laguna,
come loro, veniamo pellegrini attraverso il ponte dell'unità e della pace a questo santo tempio votivo e facciamo corona al Redentore. Siamo consapevoli delle nostre debolezze e dei nostri peccati, ma tu, o Padre, non abbandonarci e perdona. Ascolta un'altra volta i nostri bisogni e i nostri desideri. Dona salute all'anima e al corpo, perseveranza nella prova, letizia nel cammino della vita. Custodisci i nostri bambini, rafforza i nostri giovani, conforta gli ammalati, sostieni i nostri anziani, ricompensa i poveri, accompagna lo straniero, rinsalda le famiglie, cellule costitutive della società, anima le comunità, illumina e sostieni i nostri governanti in questi momenti difficili. Dona pace alle nazioni, proteggi il tuo popolo, ricompensa gli uomini e le donne che donano la vita per la loro fede in te. Sii propizio a chi ci visita da ogni dove per ammirare in questa tua Venezia il riflesso della tua bellezza. Rafforza soprattutto la nostra fede, accresci la nostra speranza, infiamma i nostri cuori con la carità del Redentore morto e risorto per la nostra salvezza. Per Maria, Vergine e Madre, venerata dai veneziani come Madre della Salute e Nicopeia, rendici davvero liberi e più generosi, e sia la nostra vita, il nostro tempo, la nostra morte e la nostra eternità a lode tua, della Santissima Trinità, per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue.
per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua santa e immacolata concezione, benedetta la sua gloriosa assunzione, benedetto il nome di Maria Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto il Dio nei suoi angeli e nei suoi santi, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi